Buonasera a tutti e benvenuti a Trieste in diretta. Quest'oggi parleremo di varie attività che riguardano principalmente la danza, ma non solo, che hanno a che fare con il movimento, il benessere, la socialità di persone di diverse età. Lo faremo con le nostre ospiti che vi presento subito. Sono Elisa Colummi della SD Progetto Danza, struttura affiliata alle ACLI. Buonasera e ben arrivata. Grazie mille. E Francesca Basile, sempre della stessa associazione. Buonasera anche a lei. Grazie di essere qua. Poi nella seconda parte invece parleremo di medicina e parleremo di salute in mare sin da piccoli con un responsabile Asugi, il professor Federico Berton, ma ne parleremo più tardi. Cominciamo proprio con questa bella iniziativa, proprio come dicevo prima, di promozione della salute, anche in questo caso, no? Della salute ma anche della socialità, del movimento. Allora, come vengono strutturati questi corsi in questa scuola vera e propria, e a quali fasce d'età e quali persone insomma si rivolgono a questi corsi? Il progetto Danza nasce come una scuola di danza. Il nostro motto era che la danza era e doveva essere per tutti. È nata tanti anni fa, nel 2008, siamo quasi a 20 anni di attività ormai. Ormai sì, è vero. Nasce come scuola di danze accademiche, quindi la danza classica, la danza moderna, poi abbiamo avuto una parentesi anche della danza street, quindi hip hop, break dance. Negli anni ci siamo evoluti come associazione e adesso stiamo proponendo della ginnastica e danza acrobatica. Siamo diventati una scuola che propone soprattutto corsi di pole dance, cerchio aereo e tessuti e li proponiamo come sempre abbiamo fatto a tutti. Il nostro motto è che deve essere un po' per tutti. Un po' per tutti, quindi per promuovere proprio il movimento. La socialità ma anche. questa decisione di così spaziare più appunto verso la danza acrobatica è stata dettata più da un vostro interesse o da una richiesta delle persone che venivano da voi, un po' un misto delle due cose? Un po' tutte e due le cose. Un po' tutte e due. Sì. Negli anni, sono passati tanti anni oramai, abbiamo capito che dovevamo essere autentiche per poter fare un'offerta che fosse veramente apprezzata da chi veniva da noi. Quindi avevamo ridotto all'inizio tutta l'offerta formativa che volevamo proporre alla danza moderna. Poi è capitata la pole dance. La pole dance è diventata parte di questa scuola e negli anni è diventata sempre più importante. È successo il Covid ci ha fatto ristrutturare un po' tutte le attività e lì abbiamo preso una decisione di continuare su una linea identitaria, però sempre nella stessa forma, quindi con la propensione di poterlo estendere un po' a tutti, quindi trovare un modo, anche se si tratta di acrobatica, di partire dalle ragazzine di 8-10 anni, ma per arrivare a signore bene in avanti con l'età. Un po' più grandi, insomma. Assolutamente. Quindi non c'è un limite d'età perché insomma uno pensa alla pole dance, pensa comunque a delle persone atletiche, giovani, no? C'è possibilità anche per le persone. Si può fare. Si può fare e lo fate. Lo facciamo per gradi, rispettando le persone, quindi non pretendendo gesti agonistici già al primo anno, andando per step, sempre rispettando l'allievo o chi si propone a questa disciplina e se si va per step con metodo e disciplina si può fare. Si può fare, insomma avete questi corsi che in qualche modo sfociano poi in uno spettacolo finale, giusto? Quindi come viene organizzato? Una sorta di saggio finale? Sì. Però un pochino più così un po' più strutturato. Ecco. Pole dance sì, però mantenendo sempre un'identità sulla danza, quindi comunque proponiamo un approccio che è quello di una scuola di danza e come tutte le scuole di danza abbiamo il saggio di fine anno. Certo. Però negli anni il desiderio è stato sempre di renderlo ogni anno un po' di più e farlo crescere e non limitarci a la mera esibizione di gruppi durante una serata, quindi cominciando col costruire una storia, con coinvolgere altre realtà del territorio, coinvolgere artisti come Elisa Colummi, che oramai da molti anni, noi ci conosciamo da sempre, però da tanti anni accompagna i nostri spettacoli deliziandoci con la sua voce meravigliosa. Con la voce. E quindi il desiderio era anche di estendere sempre
alle allieve che si approcciano a questa disciplina e permettere loro di far parte di uno spettacolo vero e proprio, di portarle su un palco. Quindi far vivere un'esperienza. È quasi un musical, insomma, dai. Ci stiamo abbiamo vicini. fatto un tema, ti ricordi? Un anno abbiamo fatto Paul on Broadway. Ah, ecco, bellissimo. Sì, dai, con tutti i pezzi da musical, esatto. Io posso dire perché sono rientrata a Trieste nel 2020, no? E prima ovviamente appunto facevo musical, navi, eccetera, quindi infatti. Ma essendo che appunto noi siamo amiche dalle medie praticamente, per cui no? Appena Francia ha detto sei qua, perché non vieni? Perché aveva sempre in mente l'idea di fare anche qualcosa dal vivo, no? Non solo di premere play con il brano originale e quindi le ragazze si sarebbero esibite sulla canzone proprio sulla canzone già registrata. Certo. Dice, mi piacerebbe provare a fare qualcosa dal vivo. Ci abbiamo provato, il primo credo sia stato Rain che ho fatto con voi. Il primo anno dopo, anche dopo l'apertura. Esatto, che eravamo al Bobbio, se non sbaglio, no? Il Teatro Bobbio. E da lì effettivamente abbiamo visto che alla gente era piaciuto anche questo fatto di fare un po' di live, non solo, no? E quindi anche dei momenti di interazione oltretutto, cioè non solo di mettermi lì e cantare mentre le ragazze ballano o si esibiscono sul palo, ma proprio anche un po' di interazione. E poi ho visto proprio questa evoluzione degli spettacoli, no? Perché poi da lì ne ho fatti un altro l'anno dopo, sono diventata una presenza un po' fissa e mano a mano c'è stato sempre più un filo conduttore, la storia, personaggi, quindi non solo appunto un numero dietro l'altro, ma proprio come fosse un po' un vero spettacolo. Un vero e proprio spettacolo. Anche quest'anno succederà lo stesso? Avete organizzato insomma la settimana prossima? La prossima settimana, torneremo in scena. Quindi siamo arrivati, insomma, Siamo al arrivati. periodo, no, di spettacoli proprio di fine anno. Sì. Che cosa proporrete quest'anno? Quest'anno proponiamo uno spettacolo che si chiama Mediterraneo. Mediterraneo? Mediterraneo, sì, anche questo studio me lo ricorda molto. Insomma, quindi è tutto sui toni del mare, no? Esatto. È fatto apposta effettivamente per così simboleggiare la città di Trieste, appunto città di mare, e anche voi avete scelto questo, insomma, Abbiamo il mare. scelto questo, il mare. Il punto è stato costruire uno spettacolo quest'anno partendo proprio da qui, dal mare di Trieste e dal mare di Monfalcone, perché collaboriamo, oltre che con Elisa, con una scuola di danza di Monfalcone. Ah, ok. E quindi la Tersicoli, no? La Coppeglia, la scuola Coppeglia di Benissimo. Monfalcone. Saranno 3 anni anche con loro che loro vengono da noi a giugno e poi ospitano noi per Teleton a dicembre. Quindi sono delle belle collaborazioni che funzionano. Sì. E abbiamo pensato Monfalcone, il punto più a nord del Mediterraneo, e questa cosa mi ha affascinato un sacco. Chiaro. E ho detto, ma come possiamo costruire questo viaggio, no? Allora ho preso delle ragazze che faranno da filo conduttore e poi per tutta la serata daranno un senso. E ci saranno anche altri ospiti in questa serata, oltre che Elisa e la scuola Coppeglia. Che continuerà a cantare, insomma, a deliziarci con la sua voce, però non solo, no? Perché appunto c'è tutto lo spettacolo proprio costruito come se fosse una storia, no? Sì. Non è proprio un susseguirsi di numeri, par di capire. No. E quest'anno sarete a Rossetti? Saremo di nuovo a Rossetti, questo è il terzo anno che saremo a Rossetti. Bene, quindi sì. Pubblico più grande. Pubblico più grande, è un bellissimo teatro, un'esperienza per tutte le persone che parteciperanno, veramente importante. Allora, quali sono i vantaggi poi di questo tipo di corsi proprio anche sul fronte della socialità? Perché leggevo appunto nella presentazione che viene molto promossa, no? la socialità tra le persone. Prima in particolare Francesca accennava, ma anche Elisa, al periodo del Covid in cui siamo stati tutti chiusi, quindi promuovete molto questo aspetto, no? Questo aspetto della socialità nella danza. La pole dance e la danza acrobatica si prestano molto a questo tipo di approccio? Tantissimo, perché le ragazze, ma anche le bambine o le donne più adulte,
tendono tanto a supportarsi. È uno sport in cui è necessario il supporto fisico dell'altro. Una esegue un esercizio e l'amica starà sotto a salvarle la vita. Si creano dei legami tra le persone veramente importanti che poi vedo durare anche negli anni, tra persone che magari sembravano diversissime e che invece si trovano nella stessa sala a dividere la stessa esperienza e poi arrivare a fine anno e condividere un camerino crea tra gli allievi un clima veramente bellissimo, immagino. Stretto, sì. Quindi dicevamo appunto allievi di tutte le età, di no? tutte le Quindi età. ci sono anche le bambine. A che età si può cominciare a fare questa attività? Noi cominciamo verso i 6-7 anni, non 6-7 prima. anni. Prima magari è meglio che le bambine si approccino a degli sport un po' più, non dico tradizionali, ma meno d'attrezzo, dove possono più prendere coscienza del loro corpo e non in abbinata a un attrezzo, perché sono anche mamma e vedo che prima di una certa età è già difficile con gestire. qualcosa di più generale, diciamo. Dove no? fare gestire se stessi, poi sì. se stessi nello spazio. Chiarissimo, e quindi avete tante richieste in crescita, insomma. Abbiamo richieste in crescita, sì, quasi tutte donne. Quasi tutte donne. Quasi tutte donne, c'è qualche uomo, qualche ragazzo? Qualche ragazzo. Qualche ragazzo che un paio di ragazzi, ne avremo uno quest'anno in scena. Ecco. Quindi sì, c'è anche qualche ragazzo che si approccia a questa disciplina. Come un po' in tutte le scuole di danza, gli uomini sono preziosi. Di solito. Sono preziosissimi. Fanno più ruoli magari, sì, no? Sì, a volte esatto. Perché insomma sono più rari, no? Invece insomma è più declinato al femminile, no? Naturalmente. Sì. Nella costruzione di questo spettacolo il tema appunto è il mar Mediterraneo, quindi il legame tra Trieste e Monfalcone. Fra l'altro di recente Monfalcone ha ristrutturato tutta quella parte che viene chiamata, no? La parte più a nord del Mediterraneo, quindi è una particolarità insomma della nostra zona. Ma su che musiche avete scelto insomma di fare questo spettacolo? Una scelta variegata? C'è un tema preciso per quanto riguarda la musica? Noi cerchiamo di usare sempre basi che non siano, alle volte sono immediatamente intellegibili, altre volte sono a servizio di quello che vogliamo raccontare, abbastanza variegate. Sì. Sulle basi spesso ci confrontiamo anche assieme, Elisa ha delle belle idee da proporre. Sì, cerchiamo di accontentare un po' il pubblico, ma anche le ragazze che ballano, perché quella serata è anche in primis. Le coinvolgete. Cerco di capire, magari sulle più giovani, cosa può piacere a loro, le più adulte, chiaro. Per rispettare sempre, perché è il momento loro quello. È chiaro, quindi è in cui possono esibirsi. Confermi, insomma, Elisa? Sì, infatti la cosa bella di questa collaborazione è proprio questa, no? Poi quando Franci decide, diciamo, il tema, noi siamo sempre lì che aspettiamo, vediamo l'ora, perché già quasi praticamente appena finito il saggio dell'anno in corso, già lei comincia a pensare a quello dell'anno dopo, anche perché c'è tanta preparazione dietro, poi anche costumi, le coreografie, tutto, no? E ci confrontiamo sempre tanto, tante volte appunto è un lavoro comune, no? Quindi io propongo qualcosa, lei invece mi propone qualcosa, alle volte mi ha proposto dei brani che non conoscevo e poi sono diventata veramente, mi sono innamorata di quei brani lì, insomma, quindi è bello, o viceversa, no? Ho proposto un brano che magari, e poi effettivamente il brano ha anche funzionato, è andato bene, no? Per cui soddisfazione, le ragazze sono contente, l'anno scorso avevo fatto un numero con le piccoline, ti ricordi, di Coppelia, quindi anche con le bambine, mi piace ovviamente avere anche interazioni con loro, sono state adorabili. E quindi sì, è bello e cerchiamo sempre di farlo molto vario, cioè sì, canzoni conosciute, ma non per forza cioè il brano strafamoso, un po' inglese, un po' italiano, insomma si cerca cercate di accontentare un po' tutti. Sì, no? E soprattutto che sia al servizio più che di quello che piace a noi, piuttosto che sicuramente deve essere una cosa che va bene anche vocalmente, no? Perché magari un brano maschile cantato da me non rende, però soprattutto al servizio del tema, no? Di che cosa stiamo narrando, perché altrimenti non è solo per cantare una bella canzone, no? E infatti c'è anche la storia dietro, no? Non sveliamo troppo, insomma, naturalmente volevo sapere se anche Elisa balla o solo canta. No, io ballo, perché ovviamente ho fatto l'accademia di musical, ho fatto i miei 3 anni di danza classica,
jazz, tip-tap. No, ma dico nello spettacolo in particolare, intendo. Un pochino, ti ricordi? Avevamo fatto ogni tanto qualche numero, movimento scenico. Però ecco, dipende dagli anni. Quest'anno sì, ci sono dei movimenti, ma non delle vere coreografie. E quando abbiamo fatto Paul on Broadway abbiamo fatto la coreografia originale di All That Jazz da Chicago, quindi l'abbiamo fatta insieme. Sì, quindi sì. Si prestano, è un duo, un duetto. Esatto. Però cerchiamo sempre di fare anche un numero insieme, io, lei e la Zita Fusco. Che Zita Fusco, certo. Ecco. È la terza amica. Partecipante. Esatto, quindi lei porta la Ci sarà anche lei anche quest'anno, benissimo, quindi anche lei farà parte insomma di questo spettacolo davvero di fine anno con tante. Quante allieve porterete sul palco? Tutte quante? Noi cerchiamo di coinvolgere tutte, perché il fine è di anche spronare queste ragazze ad affrontare, a fare questa prova. Perché c'è qualcuna che si tira indietro? Qualcuna sì alla fine, però secondo me poi un po' ci restano male di non averlo fatto, però è proprio una prova che affrontano dopo che hai fatto questo. Sì, puoi fare tutto, no? Sono una 60ina di ragazze da Pole Dance di Trieste e Progetto Danza. Da Monfalcone arrivano 20-30 ragazze. Abbiamo un'altra associazione che partecipa, che è la Drum Squad, che spesso vediamo supportare Pallacanestro Trieste, quindi anche loro collaborano con la musica. Ah, ho capito. Loro suoneranno. Anche loro, quindi ci saranno. Anche loro ci saranno. È una collaborazione più ampia, insomma. Dai. Ed è bello anche poter far incontrare queste realtà diverse, perché alla fine sennò si tende a stare sempre un po' all'interno delle proprie mura. In questo modo però le ragazze, sia le nostre che le ragazze di Monfalcone o i componenti della Drum Squad, hanno modo di incontrarsi, fare amicizia, nascono anche relazioni alle volte. Ecco, sì, è vero. Ride perché sa di conosco, insomma, questi amori sbocciati proprio in occasione di questi spettacoli comuni, insomma, quindi sono realtà diverse che collaborano insieme sempre nell'ottica poi di promuovere sempre valori positivi, insomma, no? Socialità, movimento. Esatto, poi le arti in generale fanno sempre bene al fisico, al cuore, alla mente, a tutto. No? Questo è verissimo, una grande verità. A cosa in particolare però fa bene la pole dance? Perché una persona sceglie proprio questo tipo di danza? Perché è molto particolare, no? Non è una danza insomma anche molto comune. È vero che sta prendendo molto piede, insomma sta avendo grande successo in quest'ultimo periodo, però non è così immediato, no? Come scelta, diciamo, di attività. Tante persone magari non sanno cosa aspettarsi, arrivano un po' curiose, magari vengono perché l'amica, incuriosite, dopodiché ne trovano tantissimi benefici dal punto di vista della salute, perché è uno sport non di impatto, quindi anche più avanti negli anni si può fare, o chi ha dei problemi. Io ad esempio ho avuto 3 interventi alle ginocchia e a livello di danza faccio fatica, ma nella pole dance che non ho dei contraccolpi o dei salti riesco a gestire bene, e vedo anche persone più in età che costruiscono una struttura muscolare che le vedo rinascere e fa un sacco bene sia dal punto di vista del fisico ma della mente, perché bisogna essere assolutamente concentrati quando si lavora a 2-3 metri d'altezza, girando a testa in giù, quindi si lavora tantissimo sulla concentrazione, sul focalizzarsi, sull'essere completamente lì in quel momento e lasciare tutto al di fuori, quindi aiuta tantissimo sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale. E anche antistress, quindi, no? Perché se ci si concentra su quello che si sta facendo si dimenticano un po' i vari problemi, insomma, che appesantiscono magari le giornate. C'è anche questo scopo, insomma, tra le vostre allieve, tantissimo. No? Tantissimo, arrivano, entrano, dopo un'ora le vedi già più felici. Sono cambiate. Quando ci sarà questo spettacolo? Diceva la settimana prossima, no? Vogliamo dare le coordinate per seguirlo, per come si fa a partecipare, a venire ad assistere? Mercoledì 10 giugno alle ore 20 a Rossetti.
Abbiamo lasciato la biglietteria completamente nella gestione dei Rossetti, quindi i biglietti sono disponibili a Rossetti in tutti i circuiti Viva Ticket, Ticket Point delle Torri, quindi è aperto a tutti. Abbiamo avuto quest'anno un contributo importante del Consiglio regionale, abbiamo proposto questo evento, è piaciuta l'idea di usare il punto più a nord del Mediterraneo, quindi ci hanno voluto sostenere, e quindi è aperto anche a tutta la cittadinanza che vuole magari venire a scoprire qualcosa di più sulle attività, vedere magari cosa potrebbe fare l'anno dopo, potersi esibire l'anno dopo sul palco. Come no, infatti, perché già dopo un anno di corsi è possibile comunque in ogni caso esibirsi. Beh, insomma, è sicuramente molto attraente, insomma, per qualcuno che ha desiderio di cominciare, ma magari ha paura che sia troppo lungo il percorso, no? Prima di poter accedere a un palcoscenico, per esempio. No? C'è grande interesse in questo periodo sia per il musical, sia per tutte le attività che sono di spettacolo, di canto, di ballo, no? Lo notate anche voi che siete del mestiere, e in particolare Trieste è una città che si presta molto e che è molto incuriosita, no? Su questi temi. Devo dire che la città risponde sempre benissimo, tant'è che ormai siamo entrati nel circuito nazionale e internazionale, no? Siamo entrati anche nella Broadway League. È vero. La gestione del Teatro Rossetti è estremamente intelligente, lungimirante, fatta da persone competenti, e quindi sempre di più si propongono tante cose diverse, spettacoli sempre di un'ottima qualità, per cui la gente ha cominciato sempre di più ad apprezzare, e tanti poi anche a fare, perché magari, appunto, come si diceva, uno poi va a vedere e magari dice ma magari provo anch'io, vado a studiare, insomma è una cosa, e tanti triestini, insomma, come me sono riusciti a farlo di mestiere, per cui infatti è una bella soddisfazione, insomma, no? Per cui sì, è bello anche proprio per questo. Poi il teatro Rossetti è un teatro meraviglioso, è vero, quindi tutti i miei amici Rossetti che vengono, penso che sia davvero il massimo, no? Per tutti i miei amici che vengono a esibirsi da fuori mi dicono che fortunati siete, che avete questo teatro meraviglioso, che fate tutti questi belli spettacoli. Non è così scontato. Non è affatto scontato, e questa lungimiranza, insomma, del nostro teatro stabile, anche portando questo tipo poi di spettacoli qui a Trieste, secondo me anche molto svecchiato, se vogliamo dare così una parola, ha svecchiato proprio il pubblico, cioè ha interessato soprattutto i giovani ad approcciarsi al teatro, alle attività teatrali, quindi che magari erano un po' così chiuse, dedicate magari forse più a un pubblico più adulto, no? Quindi questo è positivo, perché fa ben sperare anche per il prosieguo poi delle stagioni e delle vostre attività anche, ad esempio. No? È molto, si spera, questo è l'obiettivo. Quindi per vedere tutte queste allieve, tranne uno, no? Un allievo. Beh, ci sono tutti i ragazzi della Drum Squad, ma è giusto. Loro non ballano. Loro non ballano, però suoneranno, insomma, faranno, quindi partecipano tutti, ciascuno per la propria competenza, insomma, alla costruzione di questo grande spettacolo, uno spettacolo che ha una storia, ci sono diversi numeri, però sono tutti legati da un filo logico, insomma, e questo è l'obiettivo alla fine. È proprio un filo, perché alla fine abbiamo scelto l'immagine della rotta. La rotta. E quindi sarà una rotta con tanti incontri nel Mediterraneo, con tutti i personaggi che hanno salpato le acque verso il Mediterraneo. Quindi un gruppo di ragazze li incontrerà tutti, con il messaggio finale che l'importante era il viaggio. L'importante era il viaggio, quindi questo è sicuramente un bellissimo messaggio finale. Le altre esperienze che avete fatto hanno sempre raccolto un successo crescente, no? Cosa vi aspettate da questa nuova esperienza? Devo dire, io sono soddisfatta, perché ogni anno c'è sempre stato qualcosa, come sempre, c'è da migliorare, e l'anno successivo abbiamo cercato di farlo, e mano a mano anche il feedback poi, insomma, delle ragazze, ma anche e soprattutto degli amici, delle famiglie, che comunque ci dicono questo funziona, questo non funziona, ecco, è sempre stato positivo, no? Cioè ogni anno, quindi almeno quello che mi aspetto io è che, diciamo, la gente mi dica: guarda, rispetto all'anno scorso questa cosa mi è piaciuta di più. Esatto, no? E quindi quella è
la speranza, no? Di crescere sempre, di non fermarsi mai e di migliorare sempre, perché si può sempre migliorare, quindi mi aspetto poi soprattutto che venga apprezzata l'idea che c'è di base, no? Cioè, quindi come abbiamo pensato, soprattutto Francesco ovviamente, la storia e la trama e come viene portata avanti numero per numero, no? Insomma, Benissimo, continuerete a proporre questo tipo di corsi? C'è qualche novità a cui state pensando anche per i prossimi anni? Tendete più a consolidare magari quello che state costruendo invece in questi anni? Credo che consolideremo, però poi alla fine il viaggio lo fa da solo, anche in questo caso qui, no? Alle volte vengo sorpresa da quello che succede e si prendono nuove opportunità. Sicuramente l'intenzione sarà quella di continuare a far incontrare le persone sia dentro che fuori la scuola. Partecipano al Festival della Danza che viene organizzato a Monfalcone, quindi lì un'altra importante occasione di incontro con altre realtà regionali. Nella pole dance sono poche, però hanno l'opportunità di vedere tanti anche tipi di danza diversi, quindi tanti approcci diversi, sono momenti importantissimi. Bello, quindi l'idea è di continuare su questa strada, migliorandosi certamente, guardando sempre indietro, cosa potevo fare meglio e da lì cercare di crescere per offrire sempre qualcosa di meglio, di più. Davvero una bella iniziativa questa di Francesca Basile e Elisa Colummi, amiche insieme anche a Zita Fusco e collaboratrici in questo progetto, in questa bellissima iniziativa, insomma, che ha a che fare con le ACLI, lo ricordiamo, no? In particolare poi con questo spettacolo finale di cui abbiamo parlato, sempre all'insegna appunto della promozione sia del movimento, della salute quindi e della socialità, quindi la salute anche psicologica, no? Non soltanto quella fisica. L'appuntamento è mercoledì 10 giugno al Teatro Rossetti, partecipate, insomma, numerosi. Grazie per essere state con noi, tornate a trovarci presto qui a Trieste in diretta. Grazie a voi, grazie mille. Grazie davvero, e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, vi presento subito l'ospite, il secondo ospite di questa sera è il professor Federico Berton, professore associato del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Trieste, nonché dirigente medico presso la struttura complessa clinica di chirurgia maxillofacciale e odontostomatologia. Ho detto bene? Buonasera intanto, grazie di essere qui con noi per parlarci di un argomento che ho introdotto già prima nella prima parte della nostra trasmissione, che è la salute in mare sin da piccoli. Allora, le chiedo subito di che cosa si tratta questo progetto in collaborazione tra l'università e la SUGI, giusto? Sì, allora è un progetto di public engagement, quindi di impegno pubblico e sociale che è tra le mission del nostro Ateneo, dell'Ateneo Triestino, e si declina nello specifico come una promozione, una sensibilizzazione di una certa categoria di persone, nello specifico giovani, quindi una forchetta di età tra i 6 e i 13 anni, che frequentano durante il periodo estivo dei centri estivi, per l'appunto, proposti da scuole, circoli velici, quindi in ambito velico per l'appunto, in cui vogliamo proporre un'iniziativa, un progetto che, a nostro modo di vedere, parlo al plurale perché chiaramente al netto dell'idea il lavoro è di corte, di gruppo, dovrebbe essere utile a sensibilizzare fin da piccoli i futuri sportivi, ma comunque futuri cittadini, futuri anche naviganti, diportisti, velisti, nelle loro rispettive declinazioni, al tema salute. E sappiamo bene come a noi professionisti della salute la parola prevenzione piace molto. È vero. E quanto più questa viene radicata, inserita nelle giovani menti, tanto più premierà anche in termini sociali e sanitari poi nel futuro. Nello specifico andiamo a proporre quindi degli argomenti di salute nel contesto marittimo, nautico, velico. Quindi cosa vuol dire?
possibili diciamo, condizioni critiche di salute che possono avvenire in modo acuto nell'andare per mare, quindi parliamo non di cose ovviamente drammatiche o gravi, ma come sapete qualsiasi sport all'aperto, dinamico o in mare può esporre ovviamente lo sportivo a diversi aspetti. D'altro canto anche il semplice andare sotto l'ombrellone in spiaggia, sappiamo bene, può esporci all'insolazione, all'ustione di secondo grado, alla scottatura di primo grado, quello che è. E quindi è giusto anche dare delle basi teoriche proporzionate, ripeto, a una fascia d'età per poter fronteggiare o meglio prevenire l'eventuale manifestazione patologica. Chiarissimo, quindi la fascia d'età alla quale vi rivolgete con questo progetto è quella dei giovanissimi, dei bambini e dei ragazzini, diciamo, no? 6-13 anni più o meno, questa è la fascia d'età. Sì, corretto. Le scuole vela accettano dai giovanissimi, quindi dai 6 anni, che appunto hanno già della proprietà nel nuoto e sono capaci anche da un punto di vista ricettivo teorico di poter imparare quelli che sono gli aspetti teorici dell'andare per mare, nello specifico dell'andare con una barca a vela, quindi i venti, le manovre e quant'altro. D'altro canto gli istruttori stessi sensibilizzano e sono sensibilizzati anche a quelli che sono quello che è il tema sicurezza, pensiamo alla cintura, al salvagente, all'autogonfiabile oppure comunque il giubbotto di salvataggio che tiene a galla. Ecco, noi vorremmo entrare con l'idea di andare a dare degli strumenti in una chiave particolare che poi magari vedremo, dare a questi ragazzini un monito, un alert dei sistemi preventivi per cose anche abbastanza banali, quindi che magari già sappiamo in modo inconsapevole, quindi l'indossare il cappellino per non incappare in insolazione, la crema solare protettiva, l'idratazione corretta e anche nel momento in cui dovessero presentarsi delle condizioni particolari, quindi la contusione, la forte colpo a livello orale, periorale, sugli elementi dentari, la ferita, lo svenimento, dare una chiave di lettura o per alcune condizioni ovviamente il ricorrere all'adulto che chiaramente provvederà a dare soccorso. Insomma. Il tutto nel contesto, diciamo, è nel periodo dei cosiddetti centri estivi, sì. No? Quindi tutta l'estate insomma durerà questa sorta di corso tra la vela e la propria salute, insomma, per quando si va in mare. Sì, certo, il progetto è anche da un punto di vista temporale piuttosto ambizioso, perché ci rivolgiamo a un lasso temporale piuttosto ampio, vasto, no? Quindi quando finiscono le scuole, prima che riprendono, che è proprio dove i circoli, le scuole vela si pongono come alternativa ad altri sport e soprattutto perché ci rivolgiamo a tutte le scuole vela, i circoli che offrono tali progetti, tali centri estivi nella zona di Trieste, quindi spaziamo diciamo da Muggia, quindi partendo da est fino a ovest, fino ad arrivare al Timavo come diciamo area geografica e pensate anche che tendenzialmente i corsi sono settimanali o bisettimanali e quindi la nostra idea, prospettiva è quella di poter riproporre questo piccolo corso settimanalmente, quindi all'avvicendarsi di nuovi giovani una nuova proposta di lezione, quindi per essere quanto più capillari ipoteticamente possibile. Vista l'età giovanissima insomma, di questi vostri piccoli interlocutori, userete un linguaggio particolare per rivolgervi a loro, per insomma, veicolare il messaggio, per magari non o spaventarli o annoiarli, però non, cercando proprio di passare, no? Il messaggio certo. Che si vuole far passare. Il ruolo dell'insegnante, del docente è anche quello ovviamente di comprendere i propri interlocutori a livello chiaramente culturale, ma in questo caso di età, no? E il nostro soccorso, dico soccorso perché tendenzialmente un docente universitario si rivolge a appunto una fascia di età diversa, che ha un background diverso e quindi l'ancora, volendo utilizzare un termine appunto marinaresco, ce la offre, ce la porge immaginario scientifico. Sapete, molto impegnato
ambito, diciamo, della nostra città ed è un partner per quanto riguarda l'impegno sociale e pubblico dell'Ateneo Triestino. E l'Ancora ce la dà in che modo? Trasforma questo elaborato, questo prodotto di riflessione tra professionisti appunto della salute, soprattutto rivolti all'ambito pediatrico, visto la fascia d'età, in non tanto una relazione, una lezione, una lecture, ma in un gioco. Quindi è stato meraviglioso perché è stato proposto a me in modo anche abbastanza involontario dalla prorettrice all'impegno pubblico e sociale, la professoressa Caterina Falbo, questo appunto spunto di rivolgersi, di trarre vantaggio all'immaginario scientifico, che è stato capace, direi magistralmente, di tradurre appunto questi argomenti, questi temi che abbiamo elaborato appunto in questo tavolo scientifico in domande adatte a questo pubblico, con risposta multipla, con delle tessere che verranno date a chi risponde positivamente, quindi si trasforma l'esperienza divulgativa, la lezione, non tanto, almeno queste le aspettative, le idee, diciamo, in un qualcosa di noioso, ma un gioco che quindi dovrebbe essere più adatto a questo tipo di pubblico e quindi sperabilmente lasciare un segno maggiore che non appunto la lezione che neanche nel pubblico adulto ormai ha una presa così rilevante. Beh, è un progetto molto ambizioso, diceva prima, sia per l'estensione temporale che per quella proprio fisica, diciamo, no? Perché va appunto da Muggia fino a Duino, insomma, fino alle foci del Timavo, quindi è molto ampia. È la prima volta che si fa un qualcosa del genere proprio in una fascia così ampia. Ma allora, a mia conoscenza sì. Dicevo già le scuole vela, gli istruttori sono sensibilizzati e comunque quindi nel loro istruire i ragazzi appunto danno anche queste pillole, se vogliamo, in ambito salute, strutturato e gestito appunto dall'università con il patrocinio e l'appoggio anche di altre articolazioni civiche, istituzioni, a mia conoscenza no. So però che altre iniziative di altro respiro, quindi non di ambito salute, vengono proposte anche dai circoli che cercano comunque sempre di rendere quanto più interessante l'esperienza appunto del velista in pectore nelle loro settimane appunto di vela, come ricordiamo anche le esperienze, diciamo, con la stazione di Miramare per quanto riguarda appunto la conoscenza, la sensibilizzazione verso gli animali del nostro golfo, anche la gestione di quello che sono gli agenti inquinanti, le microplastiche e quant'altro, quindi ci sono diversi anche spunti che diversi circoli e diverse scuole ve l'hanno già proposto. L'ambito salute, se vogliamo, è agli albori, la prima volta che si propone in tal senso, speriamo ci possa essere una seconda, una terza e quant'altro, il tempo ce lo dirà, anche perché è un qualcosa che è nato veramente da molto poco e infatti devo ringraziare veramente il lavoro arduo di tante persone che hanno voluto seguirmi in questa iniziativa, da colleghi agli uffici, agli amministrativi, agli uffici di comunicazione e quant'altro, perché appunto al di là della concettualizzazione di questa iniziativa c'è poi un lavoro progettuale, un lavoro fisico, banalmente la costruzione di questi, di questi elaborati, quindi una grafica, quindi ci sono, ripeto, diverse personalità e professionalità che hanno dedicato il proprio tempo a questo progetto. E poi, tra l'altro il poi è temporale ma in realtà è attuale, c'è la ricognizione, il reclutamento di colleghi, di altri professionisti al proporsi come docenti, chiamiamolo così, che suona quasi anacronistico in questo contesto, ma insomma persone che vorranno assistere i gruppetti nei vari circoli, nelle scuole vere, in questo gioco istruttivo. E considerate che gli slot, se ci pensiamo, tra numero scuole vere
e settimane arrivano quasi a 100. Quasi a 100, infatti. Sì. Avete già raccolto tutte le adesioni delle scuole di vela o ancora no? Allora, le scuole vele si sono, diciamo, hanno dato veramente una risposta di entusiasmo e di ricettività a quello che è stata la nostra proposta, la nostra iniziativa, peraltro con già una quota di progetti, definizioni, iscrizioni già in essere, quindi voglio anche ringraziare le scuole vere e i circoli che hanno accettato un'iniziativa che evidentemente risulta accattivante, ma anche che non è stata proposta un anno fa, giusto per darvi un'idea certo. dell'organizzazione. E quello che è ancora in essere è invece il reclutamento dei docenti, perché appunto alcune scuole iniziano il 15, qualcune la settimana successiva, e stiamo raccogliendo adesioni per cercare di coprire quanto più possibile appunto questi slot. Insomma. Per una copertura proprio capillare, quindi sì. Possono partecipare sia docenti universitari, sia professionisti dell'ambiente sanitario, insomma ricercatori, un po' tutte le figure. Diciamo che per dare anche quanto più, diciamo, possibilità di gestione appunto di questi slot così numerosi e anche per dare un certo tipo di importanza all'evento ho insieme anche appunto agli altri colleghi richiesto il patrocinio di diversi enti, dall'Ordine dei Medici appunto all'IRCS del Burlo, a Sugi, quindi l'idea, l'attività, l'iniziativa nasce come, ripeto, come attività di impegno pubblico sociale, quindi parliamo di università, la maggior parte dei professionisti universitari, dei docenti universitari in area medica ha diciamo, risvolto poi clinico nelle varie declinazioni della salute, quindi a Sugi parliamo Burlo, quindi Cattinara Maggiore, e anche per rispondere alla sua domanda tutte, diciamo, le categorie di professionisti che lavorano a contatto con le tematiche, diciamo, esposte sono, tra virgolette, ben accetti e richiesti per questa iniziativa, e peraltro iniziativa che è stata anche poi ben vista da alcune società scientifiche in ambiente odontoiatrico, pediatrico, dermatologico, che sono tra i vari temi che sono appunto rappresentano il topic di questo gioco lezione. E che verranno trattati insomma nel corso di queste lezioni, chiamiamole così, lezioni gioco, insomma, dedicate in particolare ai bambini, ai ragazzi e a chi va per mare. Ed è qualcosa di sicuramente molto utile qui a Trieste, no? In tutto il nostro golfo, per dire la verità, perché si dice spesso che è importante che un bambino, insomma, che nasce a Trieste, che vive a Trieste, sappia nuotare, però è anche importante, se avrà così la voglia, il desiderio, e probabilmente ce l'avrà, di andare per mare, che sappia insomma quali sono tutti i possibili rischi e anche le possibili soluzioni. Lo diceva prima, accennava prima, quali sono quelli principali, magari banali, però ai quali non si pensa sempre forse, certo. No? Se non magari accompagnati dai genitori, però da soli i bambini forse non ci pensano subito. No, non proprio. Consideri che noi ci viviamo, quindi forse non ci rendiamo conto quanto possa essere peculiare l'esperienza anche banalmente dei centri estivi in Trieste e dintorni rispetto magari a altre città, quindi infatti, appunto il nuoto, il calcio, il basket sì, in Trieste abbiamo considerate che stiamo lavorando su 12 scuole che offrono appunto questo tipo di servizio, chiamiamolo di centro estivo, e quindi forse ancora di più si rende significativa questo progetto appunto nell'ottica di impegno pubblico e sociale nella città di Trieste, quindi va a ritagliare uno spazio in un qualcosa di assolutamente viscerale e impresso nella tradizione, nella cultura, nello sport triestino stesso. Per quanto riguarda i topic specifici li ho appunto appena accennati, ma parliamo appunto della prevenzione dell'ustione solare, della disidratazione, parliamo anche di possibile svenimento, sincope, quindi la perdita di sensi, quindi
cosa fare? Ovviamente il bambino in quella fascia d'età deve subito chiamare l'adulto e ripeto, alcune possono essere delle informazioni che possiamo definire già note o banali, ma dare una chiave, se vogliamo, di lettura o diciamo delle informazioni puntuali potrebbe essere d'utilità, come faccio un esempio, e questo è il mio campo, nella possibile impatto, contusione a livello della bocca o degli elementi dentari. Il sapere che nel caso di un elemento dentario completamente avulso, che sia permanente, quindi non dentatura decidua, quindi da latte, per esempio, non va ritentato di essere inserito nell'alveolo, va sciacquato rapidamente e contenuto o in fisiologica, in saliva, in latte, va subito portato lo sventurato dall'odontoiatra. Quindi ci sono anche alcune nozioni che magari il genitore, la madre o l'istruttore stesso già sa, ma già appunto, come vi dicevo, sensibilizzare, prevenire potrebbe anche costruire, questa è ovviamente nel nostro piccolo, una persona, delle persone che sono magari un pochino più orientate verso il tema sicurezza, salute, no? E quindi insomma creare degli adulti un domani insomma più consapevoli, no? Con magari il ricordo di qualcosa che è rimasto impresso di questi centri estivi, certo sempre all'insegna del divertimento, del mare, del sole, quindi questa è una componente molto, molto importante, no? Per far rimanere un messaggio nella memoria poi dei bambini e dei preadolescenti, perché parliamo appunto di ragazzini tra i 6 e i 13 anni, sempre in questa fascia d'età, la cosiddetta età evolutiva, quindi anche piccoli traumi possibili, insomma come affrontare anche non soltanto se si è le vittime insomma di questi possibili traumi, oppure anche si assiste, no, a un amico, un compagno di vela che incappa insomma, in questo tipo di incidente. Spesso i gruppetti sono di 15-20 bambini, unità, quindi appunto può capitare di assistere alla caduta in acqua del compagno di barca o del vicino e anche, adesso volevo appunto tediarvi con tutti gli argomenti, ma banalmente anche l'affaticamento visivo sotto la luce solare, quindi l'occhiale da sole, ma anche se quali sono le prime avvisaglie che bisogna ascoltare, quindi già si sa per esempio che quando si percepisce un senso di sete si è già in deficit idrico, quindi l'idea sarebbe quella di avere sempre la propria borraccia e continuare l'idratazione, cosa che molto spesso si dimentica di fare, spesso durante l'estate, spesso col caldo, spesso con la sudorazione. Parleremo anche per esempio l'incontro con la meduse che oggi ancora di più frequenta il nostro golfo, la nostra sacchetta, quindi anche il sapere cosa non toccare, cosa capita se appunto si viene punti, cosa capita se si viene punti in alcuni punti sensibili, pensiamo appunto al volto, no? Quindi insomma ci sono alcune, sono venute fuori appunto da quello che possiamo definire in termini tecnici un tavolo scientifico, un board scientifico, e quelli che sono i temi che a logica e a letteratura, diciamo che dal punto di vista scientifico non è così affrontato la tematica patologica, traumatica o medica acuta nei giovani velisti, qualcosa siamo riusciti a vedere in termini di prevalenza da un punto di vista statistico, anche per orientare in modo sensato e scientifico la nostra ricerca. Quindi abbiamo definito gli argomenti che ogni singolo, ripeto, professionista della salute, che di nuovo ringrazio e che cito, tra appunto odontostomatologi, tra pediatri, dermatologi, oculisti, ortopedici, quindi diciamo c'è una declinazione di figure che ha fatto il suo per poi andare a tradurre questa, se vogliamo, noiosa lezione grazie all'immaginario scientifico in un gioco. Quindi è stato veramente un processo, una transizione veramente interessante, soprattutto da chi l'ha vista nascere magari nella propria testa, e che poi è diventata invece un qualcosa di tangibile, sperabilmente divertente e magari istruttivo. Certo, l'immaginario scientifico che poi insomma è davvero abituato a dialogare, no, con i più giovani, quindi ha ben presente il target a cui si rivolge, quindi anche in questo insomma sicuramente è stato più possibile. di noi. Avete un altro tipo di
di studenti, insomma, certo, di allievi, sì, un'altra età sicuramente, un altro interesse, anche una diversa preparazione naturalmente. Quindi la collaborazione di tutti crea questo bel progetto che andrà avanti tutta l'estate. Per concludere vogliamo riassumerlo come durata, a chi si rivolge, facciamo un recap finale, certo. no? Per diffondere così ancora la conoscenza e soprattutto è già rivolto, insomma, a chi parteciperà a questi centri estivi delle scuole di vela di Trieste, di Muggia e insomma di tutto un po' il nostro golfo. Sono 12, no? Lo ricordiamo, però poi avrà sicuramente lo scopo anche di formare questi ragazzi e di lasciare un messaggio che potrà essere portato anche nelle famiglie, no? Quindi certo. Anche questo è una diffusione che poi è a macchia d'olio. Sì, il progetto quindi che chi frequenterà, i bambini, i giovani sportivi che frequenteranno quest'estate le scuole vela nella nostra area avrà l'opportunità appunto di avere questa esperienza istruttiva, formativa in chiave di gioco in ambito salute nel chi va per mare, quindi in barca a vela. L'idea nasce nell'ottica del progetto di impegno sociale e pubblico dell'Ateneo Triestino, raccoglie l'impegno e la professionalità di diversi docenti che poi saranno tra quelli che proporranno nelle settimane di esecuzione di questi centri estivi questo momento di istruzione e sensibilizzazione in tutti i circoli che ci hanno dato una risposta positiva, che peraltro sono tutti, quindi c'è stata veramente una totalità di adesione alla proposta. È stato anche questo un bel segno, una bella soddisfazione. E speriamo che appunto la sensibilizzazione, la trattazione di questi temi, argomenti un po' noti, un po' già conosciuti, ma mai forse esposti in modo, anche se vogliamo un po' tecnico, ma in chiave sempre divertente, potrebbe, o questa è l'ottica, andare a sensibilizzare i futuri sportivi, velisti, naviganti, diportisti del domani. E peraltro, se mi permettete un piccolo inciso, la spin-off o comunque evoluzione di questa iniziativa avverrà già nei nostri computer a novembre, in cui andremo a realizzare un evento sempre nell'ottica della promozione del benessere, con impegno pubblico e sociale, rivolto in questo caso agli adulti, quindi ai naviganti triestini, ai velisti, agli sportivi indifferente della zona, in cui andremo a portare in chiave adulta appunto sostanzialmente gli stessi temi, quindi la gestione di urgenze e emergenze in chi va per mare. Quindi stiamo cercando di creare un filone in quest'ambito, anche in questa sua declinazione adulta abbiamo già avuto diverse adesioni, diversi patrocini, diversi favori, quindi credo che evidentemente il tema sia aderente a quella che è appunto la cultura nautica di naviganti, di velisti di Trieste, e speriamo che possiamo, noi che siamo stati gli ideatori, dare anche comunque un giusto segnale e riuscire a gestire un'iniziativa che comunque ha il suo peso e il suo impegno, mettiamola così. Ecco, il ruolo della SUGI in tutta questa iniziativa è anche importante, no? Certo. Perché fornisce poi professionisti, in che certo, modo insomma interviene? La SUGI è stata tra le prime appunto a concederci il patrocinio e anche a concedere quelli che sono poi i professionisti. Come dicevo prima, la maggior parte dei docenti d'area medica è di fatto un dirigente medico, lavora appunto presso l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, e quindi tra le risorse che appunto andranno a realizzare de facto, quindi in pratica questa iniziativa, troviamo annoverati appunto a colleghi professionisti che appunto lavorano nella nostra azienda.
Ecco, l'iniziativa insomma dedicata ai piccoli prima della Barcolana, durante tutta l'estate, quella per i grandi, diciamo così, dopo la Barcolana, quindi a novembre con la Barcolana a fare da spartiacque, è proprio il caso di dirlo, esatto. Sempre in tema naturalmente di vivere il mare dal punto di vista in particolare della vela. Allora l'iniziativa, lo ricordiamo, si svolgerà a Trieste e in tutto il Golfo, in realtà da Buggia fino a Duino, abbiamo detto, nel contesto della 13ª zona della Federazione Italiana Vela, in un periodo compreso tra il 15 giugno e lunedì 15 giugno e venerdì 4 settembre, proprio il periodo dei centri estivi, esatto. Con appuntamenti settimanali destinati alle scuole di vela che hanno aderito al progetto, e sono tutte, ci diceva prima, proprio tutte quelle che ci sono, grazie all'impegno e alla disponibilità di docenti, ricercatori e vari professionisti, insomma, sia dell'università, della SUGI, dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina, ed è rivolto come progetto proprio ai giovani, giovanissimi, tra i 6 e i 13 anni d'età, quindi per avvicinarli un po' al mondo della vela, ma della sicurezza dal punto di vista della salute. Poi ci sono tante altre iniziative che hanno a che fare con altro tipo di sicurezza, lo citava anche prima, con il rispetto dell'ambiente, no? Quindi il conoscere in quale ambiente si va a navigare, a veleggiare, e quindi insomma anche questo si inserisce proprio a fare dei velisti di domani che abbiano una consapevolezza completa, diciamo così, anche dal punto di vista della salute. Allora io ringrazio molto il professor Berton per essere stato con noi, lo invito a tornare a trovarci presto per parlarci di questo e di altri progetti, anche di quello poi per gli adulti, no? Che ci sarà a novembre. Quindi speriamo di poterlo realizzare, quindi di ospitarla nuovamente, insomma, per parlarne qui a Trieste in diretta. Grazie molte. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di serata a tutti.